Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi 8 maggio, giovedì. Ieri siamo stati contattati dal comandante del Superbo in quanto voleva che vedessimo con i nostri occhi le difficoltà tangibili di chi pesca con lo strascico. Le reti erano coperte da una fanghiglia gelatinosa che hanno nominato mucillagine, ma con la mucillagine non ha nulla a che fare. A bordo erano giunti anche i biologi dell'Università di Padova di Stanza Chioggia, che hanno supposto che la stessa materiale consista nei corpi delle meduse morte scese sul fondo e decomposte. La consistenza gelatinosa di cui è composta la fanghiglia farebbe pensare a questo, ma si attendono verifiche ed eventuali conferme da parte dei biologi. A Caorle questi ultimi hanno confermato che la fanghiglia raccolta al largo è composta da individui della specie Cinto di Venere, un piccolo invertebrato. Intanto ci arrivano altre testimonianze da pescatori che ancora a febbraio, al largo di Rimini, avevano cominciato a trovarsi tra le maglie delle reti una presenza non indifferente di meduse. All'epoca, nel nord Adriatico, nessuno era venuto a contatto con questo fenomeno. Nell'arco di 3 mesi sono arrivate a Trieste. Come ci conferma la testimonianza del pescatore, il mare è impestato da questi individui. Sembra essere fino alle 8 miglia l'area in cui questi organismi sono assenti, ma dalle 8 miglia fino alle coste croate sembra impossibile riuscire a pescare, arrivando fino ad Ancona. Si attende ora il parere dei biologi, sperando che oltre alle conferme abbiano anche soluzioni o rassicurazioni. La pesca ora non aveva bisogno di quest'ulteriore spada di Damocle. E questo è il nostro staff di Pasta Mia. Benvenuti alla Pasta Mia, grazie e venite che vi aspettiamo. In tantissimi vi aspettiamo. Molti gli enti coinvolti nelle vicende che vedono la valorizzazione del Forte San Felice. Lunedì 2 maggio si è tenuta in presenza in sala consiliare del municipio la seconda riunione del 2022 del tavolo tecnico che riguarda gli interventi. Per l'amministrazione era presente il sindaco Mauro Armelao, l'assessore Elisabetta Grigio ai lavori pubblici, Massimiliano Teozzo Caenazzo all'urbanistica e all'ambiente ed Elena Zennaro alla cultura e al demanio. Alcuni enti erano in presenza, altri erano collegati online, tra questi ultimi il Consorzio Venezia Nuova. Il pomeriggio si è svolto un sopralluogo presso l'area del Forte. La volontà che è emersa è quella di ripartire al più presto, sia con la parte che va valorizzata da parte del Ministero della Difesa, sia per quanto riguarda quella d'uso pubblico. Per il recupero del compendio sono stati individuati 7 milioni di euro, quali opere compensative del Mose. Commento positivo quello del sindaco Mauro Armelao, che ha visto unirsi le forze verso l'obiettivo condiviso di riqualificare e valorizzare il Forte San Felice. La programmazione è stata ridefinita e i cantieri riapriranno tra pochi mesi. La riqualificazione dell'area verde dell'Oasi dovrebbe concludersi nel 2023. Per la riapertura al pubblico si dovranno attendere ancora 4-5 anni. Probabilmente si dovranno racimolare altri 5 milioni di euro. In tal senso il sindaco si chiede se il ministro Franceschini darà seguito alle promesse fatte lo scorso settembre, cioè che i fondi per il Forte San Felice ci saranno. Lo contatterà per chiedere conferme.
Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha definito un esempio di circolo virtuoso quello offerto a Castello di Codego, nel Trevigiano, della Brenton Academy, una ditta che farà lavorare in apprendistato dal prossimo settembre un'intera classe di neodiplomati. Come afferma il governatore, imprese e scuola devono essere alleate nel concreto. Dal banco di scuola all'azienda, i ragazzi non devono far passare un giorno di disoccupazione. Secondo il Gazzettino, a breve avranno corso i lavori per la sistemazione e la messa a norma della copertura in Eternit dei magazzini del sale che si affacciano in Canal Lombardo. Chi prenderà in carico i lavori deve tenere conto dei numerosi vincoli a cui la struttura è soggetta, immobile di cui si hanno notizie a partire dal 1387. Si tratta di una struttura comoda in una posizione invidiabile e una volta sistemati potrebbero essere appetibili, probabilmente mancano idee sul loro futuro utilizzo. Resta il fatto che rappresentano una parte importante della storia della nostra città quando era capitale del sale. Vedere in quelle condizioni un manufatto storico non è produttivo per una città che ambiva il titolo di capitale italiana per la cultura del 2024. Stamattina dovrebbe essere pubblicato il decreto con cui si nomina il nuovo direttore di SST. Il nome che aleggia è quello di Aldino Padoan, segretario della Lega. Se così fosse, finisce l'era Mazzaro per il mercato ittico. 5 anni di gran lavoro riconosciuto da tutte le parti politiche, ma soprattutto da tutti gli addetti ai lavori. Se la notizia venisse confermata, con tutto il rispetto per quanto riguarda le scelte politiche dell'amministrazione, non possiamo non esprimere un certo rammarico. Sarà una bella sfida per Padoan e per la Lega eguagliare o migliorare la gestione Mazzaro. Il presidente della Regione Veneto, in relazione a 21 presunti casi di illecita percezione del reddito di cittadinanza scoperti dalla Guardia di Finanza di Vicenza, con denuncia a carico di 19 persone e recupero di 205.000 euro indebitamente ottenuti, afferma che il reddito di cittadinanza non sempre è finito nelle mani giuste, molte volte lo hanno ottenuto i furbetti, e incide: ritengo urgente una profonda revisione di questo istituto, riservando il sussidio a chi vive davvero sotto la soglia di povertà e mettendo il cospicuo resto a disposizione delle imprese per finanziare le assunzioni di lavoratori. Assumere una via decisamente più virtuosa del reddito di cittadinanza per aiutare chi cerca volenterosamente un lavoro dignitoso per vivere e mantenere sé e la sua famiglia. Nello specifico dell'operazione della GDF di Vicenza si trovano percettori del reddito tra persone nel campo di nomadi e nel Vicentino e all'interno di un carcere. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 5 maggio, sono la farmacia Iaccheri in strada statale Romea e la farmacia al mare a Sottomarina. Pertanto vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti.